Tonocco, uno scoiattolo simpaticissimo, aveva cercato di conoscere Babbo Natale per aiutarlo nel suo duro lavoro. Per questo si era messo in viaggio ed era arrivato alla fantastica casa di Babbo Natale, dove aveva conosciuto i suoi amici efficientissimi. Così, dopo un bel banchetto e festeggiamenti, Tonocco era salito con Babbo Natale sulla sua slitta e si erano messi in viaggio nella splendida notte. La prima città in cui atterrarono era ancora piena di case illuminate, abitate da persone alle prese con i festeggiamenti. Puntarono dunque sulla prima casa che trovarono buia. Era abitata da 3 persone, marito, moglie e una bambina. Babbo Natale si avvicinò all'albero di Natale, sotto il quale era posizionata una letterina. Aspetta babbo, sul tavolo c'è un'altra lettera, vediamo un po' che dice. È da parte di Daniela, la bambina della casa, che scrive: quest'anno voglio fare anch'io un pensiero a te, caro Babbo Natale, e a chiunque ti accompagni. Il regalo è proprio lì sul tavolo. Wow babbo, è un cestino con dentro tanti cioccolatini squisiti. La bambina ha pensato che eravamo stanchi e ci ha voluto donare un pieno di energia. Babbo Natale e lo scoiattolo divorarono i cioccolatini di Daniela in 2 minuti. Ebbero più forza per continuare il duro lavoro. Per il suo bel gesto decisero poi di premiare Daniela donandole oltre i personaggi del cartone Toy Story, anche una bambola parlante, perché chi pensa agli altri merita di più. Subito dopo si recarono presso una famiglia con 2 bambini. Quello più piccolo, di 6 anni, Tommaso, chiedeva a Babbo Natale solo di far guarire la nonna, che era molto malata e stava all'ospizio. I figli lavoravano tutto il giorno e non potevano occuparsi di lei. A lui mancava tantissimo. Tommaso non chiedeva nient'altro. Babbo Natale e lo scoiattolo si abbracciarono commossi, lasciarono una grande quantità di medicine giuste per far guarire la nonna, così sarebbe potuta tornare in casa con i nipotini. In più donarono un biglietto per Gardaland al bambino e ai suoi familiari, per premiarlo del suo desiderio così generoso verso la nonna. A questo punto la slitta volò sopra un ospedale pediatrico. Ehi, babbo, vedo che stai pensando anche tu quello che sto pensando io. Lì dentro ci sono tanti bambini malati che si stanno curando. Questa notte, che avrebbe dovuto essere speciale anche per loro, è invece tinta da una profonda tristezza, perché si trovano ricoverati, lontano dalla loro casa, dai loro cari. Sono costretti in ospedale da una malattia cattiva e inopportuna. Non è giusto che dei bambini debbano star male proprio alla notte della festa dedicata a loro. Improvvisamente i bambini dell'ospedale, che stavano piangendo e lamentandosi, udirono una voce che diceva: dai amici, su col morale! Tutti smisero di piangere e iniziarono a guardarsi attorno, chiedendosi chi poteva aver parlato. Udirono di nuovo la stessa voce che disse: questa sera è magica e vi aiuterà a guarire e a stare subito bene. I bambini continuavano a guardarsi attorno. Poi, improvvisamente, videro Tonocco vicino alla finestra. Lo guardarono tutti perplessi. Pian piano iniziarono a sorridere e poi a ridere sempre più forte, a squarciagola, quando videro anche l'ombra di Babbo Natale. Così mi piacete, cari bambini, io sono vostro amico e anche voi dovete esserlo, gli uni per gli altri, perché attraverso l'unione, l'amicizia e il sentirsi vicini, l'aiutarsi, si trova la felicità. Perciò dovete essere felici di festeggiare tutti insieme e non siete affatto soli. Venite con me nella sala in fondo al corridoio, lì ci sono altre persone che provano affetto per voi e desiderano festeggiare in vostra compagnia. I bambini improvvisamente si dimenticarono del loro dolore e si alzarono dai propri lettini per seguire Tonocco. Nella sala trovarono un enorme albero di Natale, pieno di luci intermittenti sfavillanti. Poi apparvero i genitori di ogni bambino, anche i fratelli, le sorelle, i nonni, i cuginetti, gli zii, le maestre, gli amici. I bambini iniziarono di nuovo a piangere, ma questa volta di felicità. Ancora più entusiasti furono quando Tonocco annunciò con un megafono un'altra sorpresa. Indicò una grande porta da cui sbucò Babbo Natale e iniziò a distribuire regali a tutti i bambini.
Babbo Natale e lo scoiattolo furono davvero soddisfatti di averli aiutati a vivere un Natale stupendo. Lo meritavano tanto, però dovevano continuare il loro lavoro. Risalirono sulla ghincia.